fascisti, sì, noi! Sì! Fischi, slogan contro Salvini, questo l'unico momento di tensione a Verona, quando il corteo femminista è passato nelle vicinanze della Gran Guardia, proprio mentre stava arrivando il vice premier leghista. Le forze dell'ordine hanno impedito ogni contatto tra le manifestanti e i congressisti, ma dalla scala della Gran Guardia qualcuno pare abbia fatto il saluto fascista e abbia provocato le femministe, che però non hanno forzato il blocco. Qualche fumogeno, ma poi niente tensione. Il corteo era partito nel pomeriggio, stipate in piazzale della stazione, circa 20.000 le persone che poi si sono snodate lungo le strade di Verona. Famiglie, bambini, donne, ragazzi, il collettivo Non Una di Meno, sindacati, Amnesty, tutti insieme per protestare contro il Congresso Mondiale della Famiglia in piazza Bra, oggi entrato nel vivo dei lavori. Che è pericoloso il messaggio che viene lanciato dal Congresso Mondiale delle Famiglie? Per la libertà di tutti, per il rispetto della Costituzione, in particolare per le donne ed in particolare tra le donne per quelle che vivono situazioni di violenza intrafamiliare. Striscioni colorati e cartelli arcobaleno per ribadire l'importanza di tutte le conquiste sui diritti civili. Siamo uomini e donne, donne e uomini che devono difendere i diritti che abbiamo e hanno conquistato prima di noi. È pericoloso perché comunque le proposte che sono state fatte in questi giorni e le dichiarazioni che sono state fatte anche in passato dai relatori hanno dell'allucinante dal mio punto di vista. Tra i manifestanti anche il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, che attacca le scelte del governo. Io credo e vedo un pericoloso collegamento tra le politiche che sono state fatte contro i migranti e contro l'idea di libertà delle persone di potersi muovere e dall'altra parte di sostenere una logica che porta a una riduzione delle libertà delle persone. Vorrei che questo fosse il messaggio di fondo. E la CGIL è qui proprio perché noi difendiamo la libertà di tutte le persone che lavorano di essere appunto felici e di poter essere liberi di esprimere il proprio pensiero.